Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Nel cuore storico di Padova, nello splendido duecentesco Palazzo della Ragione, si sono dati appuntamento venerdì 23 settembre 2011 i Lions appartenenti a 11 club dell'area padovana: Host, Certosa, Gattamelata, San Pelagio, Elena Cornaro Piscopia, Gaspara Stampa, Antenore, Ruzzante, Iappelli, Carraresi, Piove di Sacco. Questi i nomi dei club presenti. Nel grande salone, simbolo della grande Padova, delle sue radici antiche, della sua vitalità e operosità, i Lions hanno voluto celebrare l'inizio di un nuovo anno di attività e insieme rinnovare il sodalizio con la città e le sue istituzioni. Agli oltre 600 intervenuti ha portato il saluto della municipalità cittadina il vice sindaco Ivo Rossi. Ascoltando adesso poco fa i principi che animano l'Ion, che è quello di stimolare il buon governo, non poteva esserci nessun luogo nella nostra città della stessa porta anche dal punto di vista simbolico di quello in cui ci troviamo. La serata è stata finalizzata al sostegno di un'importante ricerca sulle malattie degenerative del sangue, ricerca che sarà condotta con le più moderne tecnologie dall'equipe del professor Gianpietro Semenzato nel Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Padova. L'ematologo dottor Renato Zambello ha così illustrato il progetto. È una malattia che riguarda un tipo particolare di cellule che si ammalano, che sono cellule che dovrebbero essere, diciamo così, quei soldati che ci difendono nei confronti di infezioni o nei confronti della trasformazione neoplastica. Queste analisi, queste indagini verranno effettuate nei laboratori di medicina clinica e sperimentale dell'Università di Padova e grazie al nostro contributo sarà finanziato una persona che si dedicherà in maniera specifica solo a questo studio. Ha sottolineato l'importanza della ricerca anche il presidente dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Armenio Vettore. Perché se siamo arrivati ad avere una grande forza a Padova nella lotta contro la leucemia, grazie a queste iniziative, logico, si parlava di ricerca, si parla di assistenza domiciliare, è un altro progetto che noi dobbiamo portare avanti come AIL insieme al nostro stesso. Toccante la testimonianza del vice governatore del distretto Gianluigi Recarti. Io credo che prima che la disperazione spenta la luce e la voglia di lottare delle persone, credo che la ricerca possa dare ancora quella parola magica che è qualcosa di nuovo, un'altra possibilità, un'altra arma ai medici che tanto fanno. Io ringrazio come persona coinvolta tutto quello che i ricercatori, i medici, gli amici Lions cercheranno di fare. Questa sera cerchiamo di accendere di nuovo la speranza negli occhi di tutti. Io spero che sia un inizio. Vi sta parlando Gianluigi come primo vicegovernatore. Grazie a tutti. La città di Padova ha sempre accolto con attenzione le iniziative dei Lions, che qui operano ormai da quasi 60 anni. Lo ha ricordato Maurizio Menegatti, presidente del primo club, nato nel lontano 1954. Il moltiplicarsi dei club, l'ultimo è nato appena 10 anni fa, e il grande numero di associati testimoniano la vitalità di questa grande associazione di servizio. In questi anni di sodalizio con la città di Padova, i Lions hanno realizzato, ha detto il past governatore Dario Nicoli, moltissimi interventi a fianco di istituzioni pubbliche ed enti privati, progetti educativi nelle scuole, sostegno e assistenza ad anziani, malati, bambini e adolescenti in emergenza, salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico, campagne per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sensibilizzazione su temi di valenza sociale e culturale, valorizzazione della nostra cultura e delle nostre radici. Un
impegno che continua, ha sottolineato il governatore del distretto, Maria Cristina Palma. Mi auguro che possano trovare anche quest'anno il piacere e l'entusiasmo e la soddisfazione non solo come raccolta di tutti i service che hanno fatto nel passato, ma soprattutto per ciò che hanno in mente per il prossimo futuro. In conclusione, un ultimo appello alla solidarietà. Lo ha lanciato il dottor Francesco Zuliani della Clinica Pediatrica di Padova, uno dei maggiori esperti di artrite reumatoide infantile. I bambini sono colpiti nel movimento, che voi sapete bene se avete dei figli o dei nipotini, quanto sia importante in un bambino come forma di linguaggio. Quindi l'importante è assicurare a questi ragazzi un futuro dignitoso e noi siamo impegnati ad accompagnarli anche verso l'età di sta portando il meno possibile su di loro i segni di queste malattie. Ed è il momento dei ringraziamenti e dei saluti. Un grazie speciale va agli ideatori e organizzatori della serata, Alfredo Baldan, Cristina Ometto e Stefano Zanutto. Il grande applauso che conclude la serata e che risuona forte sotto la splendida volta a carena di nave suggella il rinnovato impegno dei Lions per la città di Padova.